AICA informa che sono state avviate le attività del recupero del credito vantato nei confronti delle utenze che ad oggi non risultano in regola con il pagamento delle bollette. Il mancato pagamento determina indesiderati maggiori costi all'utente moroso a causa del doveroso intervento di recupero credito a tutela degli utenti che pagano regolarmente i servizi ricevuti. A tal riguardo, infatti, in caso di prolungata morosità, il gestore idrico può procedere alla limitazione della fornitura, alla sospensione del servizio e alla disattivazione della fornitura. Pertanto si legge in una nota stampa gli utenti morosi a regolarizzare la propria posizione contabile con cortese urgenza. Altre importanti attività svolta da AICA è il contrasto al fenomeno dei prelievi abusivi della risorsa idrica. Attraverso tale attività AICA ha già riscontrato numerose anomalie per le quali sono state avviate le modalità di segnalazione alle autorità competenti. Chi usufruisce dei servizi idrici fognari e depurativi o anche solo parte di tali servizi è tenuto al pagamento di un corrispettivo che concorre a coprire i costi sostenuti per il servizio medesimo. Usufruire del servizio idrico integrato consapevoli di non essere censiti dal gestore o allacciarsi abusivamente alla rete idrica o riallacciarsi autonomamente a seguito di una sospensione di fognatura o di un distacco è un illecito che il più delle volte configura anche un reato punibile dalla legge.